Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa per la provincia di Treviso, la rassegna stampa TG Plus, naturalmente del 26 maggio che è oggi. La tribuna di Treviso apre con la storia di Anica gettata nel Piave, già morta. Anica è l'ultimo incontro, la cuoca è morta giovedì. Il giorno della scomparsa il corpo è stato poi trasportato sulla riva del fiume. Il compagno so che quel pomeriggio doveva incontrare qualcuno. Adesso vedremo che cosa succederà. Grande fotonotizia, la Marca è sempre più pazza per il Giro, si parla del Giro d'Italia, in 30.000 addirittura sulle strade. Ryanair, Treviso, il Prosecco Doc, l'Europa è più vicina. E pestato e rapinato in via Pittoni, la polizia arresta 2 ventenni. Le notizie di cronaca che troviamo poi comunque che rimbalzano da un giornale all'altro. Su Gazzettino andiamo, si parla di Venezia, sia la tazza d'imbarco, Save sconfitta la tazza d'imbarco. Sappiamo che è una diatriba che va avanti da un po' e adesso vediamo anche come si svilupperà l'accordo Ital-Lufthansa, ok alle nozze. Giorgetti dice è una vera svolta. E lo smog, si parla ancora di smog sul Gazzettino, la stretta dell'Unione Europea, l'Italia si ribella, l'inquinamento, nuove regole, il governo, ci sono specificità dei territori, le regioni del nord, scelte irragionevoli, ne abbiamo parlato anche noi ieri con Ciambetti. La ragazza che ha ucciso il fidanzato rischia l'ergastolo, andrà a processo, resta l'accusa di omicidio volontario. È una notizia che viene comunque da Padova, questa. La troviamo in prima pagina sul Gazzettino, che anche lui, il Gazzettino, dedica uno spazio al Giro d'Italia. Su Corriere del Veneto invece, Zaia all'Europa, venite vi sfido sull'autonomia, e sui LEP qualcuno si illude, sono un boomerang. Vedete che anche il Corriere del Veneto ha una grande fotonotizia di Zana sul Giro d'Italia, ma è bello quello che scrive: in famiglia tutti i calciatori io pecora nera. Questa è una cosa che si ripete da tempo, no? In una famiglia bisogna giocare a calcio, invece lui ha detto no, io vado in bicicletta, ed è diventato un campione. In 4 anni speso 1 miliardo contro lo smog, lo dice, vedete che c'è la foto di Bottacin, l'assessore alla regione. Le tangenti, liberati i 2 ex sindaci sulla storia di Santa Maria di Sala, e sotto vedete che anche qui si dedica una notizia alla ragazza che è stata trovata morta sul Piave. Andiamo a vedere anche la prima pagina della provincia di Treviso. Vedete che le notizie che si riportano: Corri Treviso 2023, le parole delle autorità e le info, poi abbiamo dato le informazioni. Ancora qui si parla di Confindustria e sindacati che firmano il patto metropolitano, e a Spresiamo c'è questa bellissima mostra del modellismo, i mattoncini più famosi del mondo, e anche qui vale veramente la pena, è una mostra molto conosciuta che già da parecchi anni si fa a Spresiano.